a genovese Kabir e sono curioso di vedere il procedimento. Via! Ognuno ha i suoi segreti in cucina, ognuno la ricetta la fa in una maniera, quella che sia. Per questo voglio sapere, e tu come cucina oggi a genovese? Fatta da chi? Dal caro amico Angelo. Chi è Angelo? Sapori tra le mani. Andiamo in cucina a preparare a genovese. Per sapere come lo cucina il caro Angelo di Sapori tra le mani. Caro Angelo, come stai? Sta a posto? Tutto bene ragazzi, ciao ragazzi, ciao. Io voglio sapere, e tu come cucina, ma non proprio tu, ma il caro chef Giuseppe Pietrarossa. Lo chef ci prepara una genovese, ma con una particolarità. Certo, Allora, eccola qua. Birra in artigiano, doppio malto. Ragazzi miei, eccola qua. A genovese Kabir e sono curioso di vedere il procedimento. Via! Angelo, il primo procedimento qual è? Quello di tagliare la carne. Tagliamo la carne di manzo e poi la poniamo con gli altri ingredienti. Che olio stiamo usando, Angelo? Olio extravergine De Santis. Ora si va ad aggiungere il misto soffritto, ma il caro chef ci mette una particolarità, che è quella dei pomodorini. E si va al taglio della cipolla, ma vedo più cipolle. Noi usiamo tre tipi di cipolla, Amedeo. Cipolla ramata, cipolla bianca e cipolla di tropea. Eccolo qua, si è aperta la birra. L'ingrediente tanto atteso. A birra. Vai. Mo la curiosità è dopo il sapore con la birra. Ecco qua, andiamo. Di solito si mette il vino all'inda genovese, no? Si sfuma con il vino. Ma voi perché questa cosa della birra? Noi andiamo a mettere la birra per caramellizzare la cipolla e per dare più lucidità alla cipolla. Ora andiamo ad aggiungere la cipolla. Le cipolle, perché sono sempre tre tipi. La genovese che ha più di una storia, quando ne conosciamo, se viene da perché un cuoco era genovese o perché viene dalla loggia di Genova, ci sono varie interpretazioni, ma le più belle interpretazioni sono proprio queste, quelle che uno poi ci va a mettere le mani. Ma voi, come la facete questa genovese? Fatemi sapere nei commenti, facete sapere il vostro metodo. Quanti di voi usano la birra? Ma ho fatto la birra, ma la pigliate a me, chef, veramente. Non mi aspettavo una cosa del genere. Su fatto la birra, non riesco nemmeno ad accettarlo proprio. L'aggiunta di basilico. Ora si lascia cuocere e si va a mettere il coperchio sopra, no? No, Amedeo. In che senso no? Scusa, Amedeo. Va lasciato così, cotto da solo, 6 ore di cottura, non bisogna soffocarlo, deve stare lì e cuocere bello da solo, tranquillo e Ah, quindi senza mettere la... nella maniera più assoluta, anche il ragù nella maniera più assoluta, va lasciato cuocere da solo. Voi mettete il coperchio? Quindi mangia aspettare 6 ore? Sì, 6 ore. Mi tocca aspettare 6 ore. Genovese ormai cotta, passate le 6 ore. Visto che l'assaggio è giusto per noi, riduciamo la quantità. Pasta ormai cotta. Formaggio, qua che formaggio stiamo usando? Romano e parmigiano, misto. All'impiattamento. Ma giusto un assaggio, chef, non abbondare perché... Ma sono curioso, Però guarda come siamo al canapè, guarda, perciò ti dicevo mi fatto il rigatone, guarda che lo schizzetto, guarda come è bello pieno, guarda. È proprio la cipolla che ha un sapore eccezionale. Sai, il fatto dell'acidità, quando tu mangi la cipolla, una delle prime cose che senti è proprio l'acida. Cioè, arriva proprio che la cipolla qua. Invece questo è Buono non è buono, vedete? è dolce. La cipolla deve prendere quella dolcezza, ma il problema è che non sente la birra. Non sento la birra. Io voglio sapere, voi che ci state seguendo a genovese, come cucina. Angelo, grazie. Amedeo, grazie a te. A genovese. A genovese.
Secondo, sapori tra le mani. Birra che ne mangi, no? E buon appetito.